È un fantasy e parla di 5 ragazzi che vivono in una finzione, sono imprigionati in un istituto nella galassia e trovano la forza di scappare per andare a prendere quello che vogliono e scoprire la verità. Io ho iniziato a scrivere libri per puro sfogo e quindi quando avevo voglia di parlare e trasmettere qualcosa alle persone, io l'ho fatto attraverso la scrittura. E pian pianino questo è diventato il mio sogno e per ora ho realizzato 2 libri e continuerò su questa strada perché è il mio sogno e voglio rincorrerlo come tutti dovrebbero fare. Noemi Antonello, 17 anni, già la seconda opera. Abbiamo veramente nelle nostre scuole dei ragazzi che secondo me possono ben rappresentare il futuro del Veneto e riuscire appunto a fare un'opera fantasy in un momento in cui il fantasy peraltro è una cosa che sta tirando molto, almeno così da detta di molti editori, è veramente una cosa stimolante e interessante. Come Regione Veneto, come Consiglio regionale diamo spazio anche a queste iniziative perché appunto anche per i giovani è il caso di riuscire a utilizzare al meglio appunto anche l'immagine della regione per promuovere chi se lo merita appunto per il futuro. Noemi è una ragazza, una studentessa del liceo artistico Fanoli di Cittadella, un istituto storico legato alla creatività, all'arte, ma anche qui alla cultura, quella che è la scrittura che diventa elemento di comunicazione alternativo ai sistemi moderni legati al smartphone, ai tablet, al computer e ancora una volta che può dimostrare che la scelta degli istituti, delle nostre scuole diventa fondamentale anche per la formazione e soprattutto per la formazione professionale dei nostri giovani, quindi un grazie anche agli insegnanti, all'Istituto Fanoli che con la loro sensibilità danno supporto al futuro dei nostri giovani.